Seconda giornata elettorale, le urne resteranno aperte fino alle 23, poi inizierà subito lo scrutinio delle schede per le europee, mentre per le amministrative lo spoglio inizierà domani pomeriggio. 741.000 i trevigiani chiamati al voto per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, poco meno di 400.000 invece quelli che votano anche per eleggere la nuova amministrazione dei 55 comuni della Marca al rinnovo. 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Preganziolo e Paese, ma il rischio ballottaggio, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno delle preferenze, è solo di Vittorio Veneto e Mogliano, dove a sfidarsi sono rispettivamente 4 e 3 candidati. A Preganziolo e Paese, dove ci sono solo 2 candidati, il vincitore sarà decretato già domani. Ci sono poi altri 5 comuni, Meduna, Ormelle, Refrontolo, San Polo di Piave e Sarmede, con un unico candidato. Quindi per validare l'elezione del sindaco è necessario raggiungere il quorum, che è stato fissato al 40% degli aventi diritto.